io saluto Pino Pecorelli perché noi abbiamo intervistato l'orchestra di Piazza Vittorio Mario Tronco, Gianfranco Gabiddo, Leandro Piccioni e mancava Pino. Sapete tutto allora? Vi conosciamo. Assolutamente sì. Cambiamo anche il sottopancia a Pino perché non è Rambaldo ma è Pino. Sono ancora Rambaldo, anche se è un bel nome, Rambaldo degli Azzoni. Sì, vabbè, anche perché è famoso. Qua. Ok. Giusto, ok. E dai, grazie Pino. Grazie a voi. Senti, vai Massimo, vai. Come tu hai aderito a questa famosa campagna social, soprattutto di hashtag Io lavoro con la musica, cosa ti ha spinto a farlo e perché? Aspetta, una cosa la dico io, con la migliore fotografia che a me ha fatto sganasciare dalle risate quando l'ho visto. Purtroppo, guarda, avrei dovuto scaricarla perché è raccontacela te, Pino, perché è splendida. Vabbè, diciamo, scaricala così la fai vedere. Ok. Sono in realtà padre da un mese, quindi ero in una chat di musicisti e dell'orchestra di Piazza Vittorio e di altri gruppi con cui suoniamo e mi avevano parlato di questa iniziativa. Ero con mio figlio in braccio e quindi mi è venuto fuori questa scritta, insomma, ho usato l'hashtag della manifestazione scrivendo sotto "se non lui che mangia", indicando mio figlio che era in braccio, insomma. Era un modo, come dire, divertente di affrontare la cosa in un momento in cui c'è molta pesantezza, ragion veduta, ma forse bisogna pure un po' provare a guardare oltre. Sì. No, io sto scaricando la foto perché la voglio far vedere, che è troppo bella. Quindi vai tu, fai la domanda tu. No, Pino, nel frattempo, intanto, complimenti per Davide Donatello. Grazie. Abbiamo avuto i tuoi colleghi in onda con noi in quella diretta lunghissima e bellissima. Però la situazione è un altro, poi ne parleremo magari in un altro ambito successivamente, però come stai vivendo questo lockdown? Perché in Italia la situazione per noi lavoratori dello spettacolo è veramente drammatica. Abbiamo visto che anche nel resto del mondo non se la passano tanto bene, anche se a differenza nostra, quando arrivano gli aiuti, arrivano concretamente, anche in breve tempo. Noi ancora aspettiamo che forse ci sia un nuovo Papa, che non so, arrivi. Anzi, oggi tra l'altro era stato previsto che era dai Maya la fine del mondo, l'ennesima fine del mondo dei Maya. Quindi, come hai vissuto questa fine del mondo che non è venuta e il lockdown? Beh, diciamo, noi veniamo, probabilmente si è levato il coperchio da una situazione che già era così. L'ambiente musicale, o meglio il mondo dello spettacolo in Italia, non godeva di ottima salute prima del lockdown. Non parliamo di un mondo rose e fiori, e forse questo stop forzato ha fatto sì che poi ognuno, insomma, gli artisti, i tecnici, tutta la filiera possibile e immaginabile in qualsiasi ambito dello spettacolo, si è trovata a guardare il soffitto e a riflettere poi su una situazione che è estremamente precaria, cioè è precaria per scelta, la scelta dell'arte. In questo momento però è una precarietà che almeno come dire, ti dà la sensazione di poter cercare un sogno da realizzare, quale che sia appunto la tua mansione. In questa lunga fase qua, quello che è venuto meno è proprio il sogno, cioè dice, vabbè, suono per cosa? Penso di fare il tecnico per che cosa? Cioè, scrivo una sceneggiatura per cosa? Cioè, questo secondo me è un po' il tema, ha messo un po' tutti davanti alla inutilità talvolta del proprio, a come è percepito, insomma. Cioè, noi non dimentichiamo che veniamo da 20 anni di governi in cui si diceva che la cultura non dà da mangiare, quindi non è che oggi improvvisamente possiamo sperare che un ministero ci tratti come vengono trattati gli intermittenti in Francia. Cioè è impensabile, cioè manca proprio substrato, uno strato culturale su cui ci vogliono anni e anni e anni, invece adesso siamo veramente a boh. Come la risposta è boh. No, lo sai, ora si è acuito tutto. Mentre parlavi, Pino, dell'inutilità, mi è venuto in mente, non so se avete vissuto, io da musicista, la prima settimana di lockdown c'era un silenzio irreale ovunque. Tra l'altro. Come?
Io lo trovavo, in molti miei amici musicisti lo trovavano bellissimo. No, sì, è bellissimo, però certo abitiamo tutti e due a Roma, è un po' anomala come cosa. Assolutamente. Io a un certo punto la domanda che mi facevo, ma io a che cosa servo? Cioè, nel senso, un mestiere inutile. E devo dire che a me, io sono uno forse dei pochi che mi ha risvegliato. Avete presente la musica nei balconi lì, ma non quando era diventata il karaoke con Totò Cutugno e compagnia bella, ma quando il primo giorno solo i musicisti si affacciarono al balcone e suonarono. Beh, in quel momento io spezzare questo silenzio con musica, peraltro suonata, non registrata, a me non lo so a voi, ma a me mi ha risvegliato qualche cosa, ha detto forse a qualche cosa serviamo anche noi in questo. Detto questo, ti chiedo, Pino, tu fai parte dell'orchestra di Piazza Vittorio, che sì, noi abbiamo assistito alla premiazione dell'ultimo Davide Donatello, quindi colonne sonore e via discorrendo, ma voi fate un'attività live consistente e peraltro non solo in Italia ma anche all'estero. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ti aspetti dal futuro? Cioè, pensi che si possa ritornare io parlo di normalità e vedo molti musicisti che dicono no, io non voglio ritornare a quella normalità lì, io voglio essere meglio di quella normalità, mi piacerebbe che che in generale nel mondo ci sia più attenzione verso l'arte e via discorrendo, ma per quanto riguarda il live, che cosa ti aspetti nel futuro? Beh, è difficile dirlo, soprattutto per un gruppo che si chiama orchestra e che non è un'orchestra con un sostegno standardizzato, perché è un'orchestra stabile di un ente lirico o di un ente statale. E in un momento in cui bisogna contare i numeri delle persone dentro i teatri all'inverso, cioè solitamente si cerca di contarne il più possibile, non si bada a quante persone sono su un palco. Oggi per fare uno spettacolo bisogna essere in 200 in un teatro, comprese le maestranze in qualche modo, e noi siamo tanti, e questo chiaramente fa sì che realisticamente non riusciamo a capire quando possa essere realmente un momento per tornare a quella normalità di cui insomma parlavi, che a noi in realtà manca. Prima appunto parlava l'ospite della Francia delle tante interconnessioni tra gli artisti europei, e noi a rapporto con la Francia in realtà dobbiamo moltissimo, perché proprio il flauto magico e tutto quel filone dell'orchestra di Piazza Vittorio di interpretare opere liriche e di essere quindi conosciuti in Europa e all'estero è dovuto proprio alla relazione tra l'Italia e la Francia, cioè tra l'Europa Festival e il Festival Les Nuits de Fourvière di Lione, che insomma ha prodotto 3 opere. Prodotto significa ospitare l'orchestra di Piazza Vittorio anche per mesi in Francia a creare e a pensare uno spettacolo musicale. Quindi è ovvio che insomma basta guardarsi intorno, cioè questa è un'estate in cui il musicista è contento quando fa 10 spettacoli, insomma lo ritiene un obiettivo altissimo e importantissimo. Da qui io mi auguro che insomma, se questi continuano ad essere i numeri dell'epidemia, insomma, che sono comunque sempre più a ribasso, malgrado purtroppo la gente continui a morire, mi auguro che l'anno prossimo, insomma, si possa guardare a questo come un momento e ripartire da quella normalità lì, magari con appunto la consapevolezza di essere, come dire, un mondo percepito come inutile e quindi che non ha rappresentanza di categoria o che non riesce ad avere una considerazione da parte di chi decide, al pari ovviamente di chi si occupa di commercio, di Stato, insomma, c'è con chi comunque tratta, con chi vive del proprio lavoro. Con la stessa dignità. Senti, non so se hai sentito, con l'artista canadese si parlava di spettacoli online, no? Aspettando che ritorni questa famosa normalità, forse i concerti online possono essere o non possono essere una strada, secondo te? Per noi che siamo l'emblema dell'incontro di persone che viaggiano,
e che si alimentano proprio dell'incontro col pubblico. Cioè, questo è un gruppo che ha avuto la fortuna di suonare tantissimo, malgrado i tempi, in situazioni molto diverse tra di loro, cioè dal centro sociale, dalla Caritas al Teatro dell'Opera, insomma, passando veramente per tutto quello che c'è in mezzo, ed è proprio grazie al confronto col pubblico che siamo riusciti poi a creare un'identità. Immaginare di crearla in un teatro vuoto per le telecamere è più, insomma, è difficile cioè noi ci divertiamo quando suoniamo assieme, ma i musicisti si divertono ad avere il pubblico davanti. Ovviamente tutte le iniziative che fanno musica dal vivo in streaming sono, se ben fatte, sono lodevoli, però certamente pensare che quella è l'unica possibilità è insomma, difficile da ammettere. E soprattutto, sempre con l'artista canadese, si parlava del online gratis o a pagamento, e anche lì si apre un altro discorso difficile, no? Immagino. Cioè, dimmi. I concerti si fanno sia gratis che a pagamento, quindi, cioè, nel senso, l'artista si trova, talvolta può suonare in una festa di piazza, in un festival con ingresso gratuito, al centro sociale dove si paga 3 euro, in teatro dove si paga 40. Ovviamente il pericolo è se il fatto che sia online debba significare gratis. Quello è, secondo me, pericoloso, perché chi suona comunque, non è che suona meno. E poi aggiungo, secondo te c'è in Italia, ma in generale nel mondo, un pubblico che va a vedere il concerto online? Ma quello non lo so, però diciamo noi 15 anni fa non avremmo mai pensato di stare davanti a un computer a parlare in tempo reale così, quindi chi può dirlo? Cioè, probabilmente per un ragazzino di 10 anni oggi anzi è normale. Non ricordo chi aveva fatto il concerto virtuale recentemente penso di sbagliare, Fortnite, il videogioco, un artista famoso. Ne hanno fatti sì, tanti esperimenti di quel tipo, sì, è andato alla grandissima facendo milioni di visualizzazioni, quindi probabilmente c'è una nuova generazione per cui sarà abbastanza normale. Siamo noi con i capelli bianchi che facciamo fatica a comprendere. No, lo vedi, stiamo qui, quindi ci proviamo, ci difendiamo da vecchi leoni. Guarda, io ho fatto un concerto in realtà virtuale, con la maschera, proprio addirittura, che non vedevo lo strumento, e anche quella uno dice vabbè, l'ho fatta. Probabilmente più avanti, tra 20 anni, sarà una cosa abbastanza normale. Massimo, lascio la domanda di chiusura a te. Allora, Pino, come vedi la situazione ora post fase 2? Ormai questa fase 2 mi sembra abbastanza ridicola, perché non lo so, qui la viviamo, a Milano la viviamo in modo un po' strano. Ma come vedi la musica dopo questa situazione qui anomala? O soprattutto come vedi l'orchestra di Piazza Vittorio ora che la situazione credo che torni a una pseudo normalità o finta tale, diciamo? Beh, noi speriamo di poter tornare su un palcoscenico tutti insieme presto, diciamo. In questo momento non sta avvenendo, anche se eravamo in un momento col vento in poppa, sia per nuove idee discografiche che, insomma, per il successo di questo Davide Di Donatello. È difficile, ripeto, immaginare di poter ripartire come siamo stati fino adesso per i numeri che facciamo da un punto di vista di persone che suonano e anche di pubblico. Cioè l'orchestra non fa Circo Massimo, ovviamente, non riempie stadi. Ma voi nel frattempo avete lavorato, provato, prodotto altro in questo momento? Guarda, un po' tutti a casa si sono messi in cassetto un'idea, diciamo, con la voglia di, appunto, di ritornare presto in studio e fare quello che volevamo fare, cioè fare un disco nuovo di canzoni che manca da ormai 7 anni di musica originale dall'orchestra, tranne alcuni, insomma, parentesi come dire, dei progetti speciali abbiamo fatto durante tutto questo percorso, e quindi sentivamo il momento, insomma, il colpo in canna,
Ora a breve rientreremo sicuramente in studio e probabilmente in inverno. Se le cose continueranno così, tenteremo di registrare. Allora, io concludo questa, aspetta, però adesso la devo far vedere la fotografia, l'ho No, scaricata. facciamola vedere. Anzi, mentre facciamo vedere la fotografia che è bellissima, che è geniale. Tra l'altro sembra, Pino, in questa fotografia sembra un mix fra Guzzanti e uno che imita la Raffaella Carrà. Ah, addirittura. No, pensa, a me mi Ma sembra il c'ha il cantante, capello bianco che sembra biondo. sembra il cantante delle vibrazioni, non mi ricordo come si chiama, Ma ma anche Filippo Timi, ricorda anche un po' Filippo Timi, Pino. ricordi tutti praticamente. Va bene così. Dai, bene, bene. Vuoi fare un appello, Pino? Vediamo se si può smuovere qualcosa in questo No, non paese. credo di avere la forza come dire, di smuovere il popolo. Senza dubbio, teniamo duro e difendiamo quello che insomma sappiamo fare, che è un lavoro straordinario. Infatti, Vabbè. che la cultura paga sempre. Assolutamente sì, assolutamente. Bravo. Allora, grazie mille Pino, vi auguro il meglio a voi tutti dell'Orchestra di Piazza Vittorio, che vi liberino al più presto. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, grazie Pino.